Benvenuti in questo viaggio tra i capolavori della Pinacoteca Ambrosiana, dove ogni opera racconta una storia di bellezza, mistero e tradizione. Scopriamo insieme i segreti nascosti dietro ai grandi maestri dell'arte, in un racconto che vi trasporterà direttamente nel cuore di Milano. Oggi vi accompagno davanti a un dipinto che, più di molti altri, ci permette di capire che cosa cercasse davvero il cardinale Federico Borromeo nell'arte. Un'opera che egli amava in modo particolare e che volle collocare in posizione di grande evidenza nella Pinacoteca Ambrosiana, la Santa Famiglia con Sant'Anna e San Giovanni di Bernardino Luini. Siamo negli anni 30 del Cinquecento. Bernardino Luini è ormai un pittore maturo, uno dei più raffinati interpreti dell'eredità di Leonardo da Vinci in Lombardia. Davanti a noi non c'è una scena affollata o drammatica, ma un gruppo raccolto, intimo, costruito sul dialogo silenzioso tra i personaggi. Al centro della composizione c'è la Vergine Maria, giovane, composta, con un volto dolce e leggermente inclinato. Accanto a lei compare Gesù bambino, vivo, presente, inserito in un intreccio di sguardi e gesti che guidano l'occhio dell'osservatore da una figura all'altra. Dietro, leggermente arretrata, troviamo Sant'Anna, la madre di Maria, una presenza fondamentale che introduce l'idea della continuità generazionale, della storia della salvezza che si trasmette attraverso le relazioni familiari. Accanto al bambino appare San Giovanni Battista fanciullo, riconoscibile per il suo atteggiamento devoto, già proteso verso Cristo. È ancora un bambino, ma il suo ruolo è chiaro, sarà lui a indicare Gesù come il Messia. Luini riesce a suggerire tutto questo senza forzature, con naturalezza, attraverso posture, sguardi e piccoli gesti. C'è però una figura che non appartiene al modello leonardesco originale e che Luini decide di aggiungere: San Giuseppe. Lo troviamo sulla sinistra della Vergine, discreto, defilato, ma essenziale. La sua presenza completa l'idea di famiglia, rende la scena ancora più umana, più vicina all'esperienza quotidiana dello spettatore. Federico Borromeo, che conosceva profondamente quest'opera, ci offre una chiave di lettura preziosa. Il cardinale infatti indica come modello per questa tavola il celebre cartone di Leonardo oggi alla National Gallery di Londra. Secondo Borromeo, Luini avrebbe probabilmente ricalcato in parte quella composizione, adattandola e rendendola più accessibile, più dolce, più immediata. Ed è proprio qui che emerge la differenza tra il genio di Leonardo e la sensibilità di Luini. Se Leonardo affascina con l'enigma, con la complessità psicologica, Luini conquista con la suavità. I volti sono morbidi, sereni, attraversati da un sentimento di calma profonda. I movimenti sono naturali, mai teatrali. La tenerezza non è esibita, ma suggerita. Questo aspetto era fondamentale per Federico Borromeo. Il cardinale infatti afferma che uno degli scopi più alti dell'arte religiosa è la capacità di suscitare devozione. Un'opera non deve solo essere bella o corretta dal punto di vista formale, deve aiutare chi guarda a pregare, a meditare, a sentirsi coinvolto. E questa tavola di Luini risponde perfettamente a quell'ideale. Non impone, non travolge, non spaventa, accoglie. Invita lo spettatore ad avvicinarsi, a soffermarsi sui volti, a riconoscere in quella famiglia qualcosa di familiare anche a sé. Forse è proprio per questo che Federico Borromeo l'amava tanto. In esso ritrovava quell'equilibrio raro tra arte e fede, tra bellezza e spiritualità, tra l'insegnamento di Leonardo e una pittura capace di parlare a tutti. E ancora oggi, guardando questa Santa Famiglia, possiamo comprendere perché. È un dipinto che non cerca l'effetto, ma lascia un segno silenzioso, fatto di sguardi, di affetti e di una tenerezza che attraversa i secoli.